Potremmo titolare Tennis in Basilica perché il cuore pulsante della città di Vicenza, la Basilica Palladiana, ospiterà la Coppa Davis, il trofeo che sancisce chi è il campione del mondo di tennis e come sappiamo quest'anno è l'Italia, quindi dal 29 marzo al 31 marzo per 3 giorni nella Sala degli Zavateri a piano terra gratuitamente tutti gli appassionati di tennis e non solo potranno vedere la Coppa Davis e immortalarsi con un selfie con la Coppa dietro. Il tennis in Basilica Palladiana. Il più iconico e prestigioso dei trofei del tennis viene esposto all'interno di un'opera d'arte architettonica. La Coppa Davis è tornata in Italia dopo 47 anni, conquistata dalla nazionale azzurra. La squadra capitanata da Filippo Volandri, composta da Yannick Sinner, Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego, Matteo Arnaldi e Simone Bolelli, ha compiuto un'impresa leggendaria che oggi rilancia anche il movimento tennistico italiano già in crescita da anni. Direi che questo è un po' l'apice, il vertice di un grande percorso fatto dalla Federazione Tennis con un rivolgimento completo di tutta l'organizzazione negli ultimi anni da parte della Federazione Centrale e declinata molto bene nei territori e nelle varie regioni. Do un numero che è molto significativo, io sono diventato presidente parecchi anni fa, c'erano 11.000 tesserati, adesso siamo con 51.400 tessere. Questo la dice lunga su quello che è stata la riorganizzazione completa della federazione e questi sono i risultati. Io mi aspetto da adesso in avanti l'ulteriore boom. La Coppa Davis dunque verrà esposta in Basilica Palladiana a Vicenza in un connubio tra arte e sport, entrambe cultura. L'arte perché la Basilica Palladiana è opera d'arte essa stessa, ma arte perché la mostra Pop Beat sarà grande protagonista e lo sport è portatore di cultura. Sarà anche l'occasione per far sì che gli appassionati di tennis possano visitare la mostra Pop Beat presente in Basilica Palladiana e chi visita la mostra Pop Beat possa vedere la Coppa del Mondo di tennis, la Coppa Davis, e quindi sport e cultura che si trainano insieme.